Con alcune conferme ed alcune novità si è chiuso il campionato provinciale Under 19 maschile di Treviso. Come fatto in passato, il Comitato della Marca ha ospitato le formazioni veneziane, definendolo di fatto un torneo interprovinciale, ed ha messo piede nello straordinario impianto di Cornuda, orfano da più di un decennio di eventi giovanili di tale portata. Tutte e 4 le squadre partecipanti alle finali prenderanno parte alla fase regionale. Casier, che ha terminato il campionato quarto perdendo la finalina con San Donà, la Piave Volley seconda classificata ed il Volley Treviso campione provinciale. Una società apparentemente nuova, in realtà come molti la chiamano ancora è la FU Sisley Treviso. Cambia il nome, non l'abitudine a vincere. Volley Treviso sta continuando nella sua opera di sensibilizzazione nel settore maschile, è riuscita a salvaguardare tutti i suoi tecnici che sono il valore aggiunto e questi sono un po' i risultati. Ci auguriamo che questo possa avvenire anche nelle prossime stagioni. In base al fatto che siamo tutti quanti ragazzi, siamo sempre gli stessi, comunque una differenza non c'è. L'unica differenza, vabbè, è cambiato il nome, quindi non ha più una certa importanza come aveva un'altra volta, agli anni scorsi, che si chiamava Sisley, però comunque lo staff è rimasto sempre quello, quindi siamo forti lo stesso comunque. Non abbiamo l'ossessione della vittoria. La vittoria deve essere una conseguenza di un lavoro fatto bene. Sarà, ma con o senza ossessione, la vittoria arriva puntuale, anzi le vittorie, perché il Volley Treviso ha vinto tutti gli incontri del campionato provinciale per 3-0. Troppo il divario con gli sfidanti della Piave, formazione che prende parte anche al campionato di Serie D, mentre Treviso ha quello di B2. Ho cercato di incoraggiarli nella maniera più giusta che credevo, affrontare la partita con orgoglio, con la voglia di fare una partita che era una lotta, una guerra, diciamo, chiamiamola così, anche se per alcuni aspetti il risultato, diciamo, era forse un po' scontato, però l'importante era giocare bene e far sì che il nostro impegno fosse tale. Cerchiamo di giocare sempre al meglio, poi quello che succede, succede. Quando noi abbiamo giocato bene abbiamo fatto il nostro. La Piave Volley è una società che ogni anno arriva alle finali provinciali con le proprie formazioni giovanili, frutto di un lavoro di qualità iniziato già da qualche anno. È stato un buon campionato, diciamo. Le giovanili insieme alla Serie D che stiamo portando avanti, siamo una squadra comunque in crescita, il nostro scopo adesso è quello delle regionali. La grande novità di queste finali è che da Under 18 si è passati a disputare l'Under 19, una scelta della Federazione Centrale sulla quale si discute ancora. Ci sono delle cose che andrebbero ridiscusse, tipo la finale a 20 squadre, tipo il ritornare a giocare per un grosso numero di squadre che hanno un organico come il nostro abbastanza competitivo, dei campionati di livello provinciale che onestamente ammazziamo. Tutte le società che seriamente fanno il loro lavoro con grande impegno purtroppo sono costrette, diciamo così, a soccombere, perché il nostro obiettivo è quello ovviamente di arrivare più avanti possibile. Per cui ci sono tanti temi che magari ne ho accennati soltanto 2 che andrebbero affrontati, perché questo anche per la pallavolo secondo me si potrebbe fare diversamente. Più Sport & Volley, tutto per il volley e beach volley. Competenza, esperienza, convenienza. Per atleti e società sportive, Più Sport & Volley lo trovi a Padova, in via Tiziano Aspetti, a Vicenza in via Nicolò Vicentino e a Verona in via Giulio Camuzzoni.